Carissime e carissimi, buona solennità della Pentecoste. Siamo abituati a pensare la Pentecoste come la fine, la conclusione meglio, no? La conclusione del tempo di Pasqua. E in effetti è anche un po' così. Sono passate 7 settimane, si è completato questo tempo liturgico, nei prossimi giorni inizierà un altro tempo, benissimo, però questo modo di pensare alla Pentecoste ci porta fuori strada, perché la Pentecoste non è la fine, ma è l'inizio. È l'inizio di un tempo nuovo, dove Gesù di Nazareth non è più presente con la sua carne, tanto quanto siamo terrestri noi in questo momento, diciamo, non è più presente con la sua esistenza terrena e con il suo corpo fisico, ma è presente con la sua parola, è presente con questa forza di amore che lui ci ha promesso, è presente attraverso lo Spirito che ci viene donato. Quindi di per sé, Gesù lo dice anche apertamente, lo Spirito ha il compito di aiutarci a guardare indietro, per fare memoria di Gesù, per non dimenticare le sue parole, per ritornare continuamente al Vangelo come alla lampada che orienta il nostro cammino. Però è interessante che in questo brano che la liturgia ci propone a Pentecoste, e siamo in alcuni versetti del capitolo 15 e del capitolo 16 di Giovanni, in questi versetti, quando Gesù parla dello Spirito, cioè sempre, utilizza sempre i verbi al futuro. Cioè lo Spirito qui viene veramente associato al futuro, come colui che ha la caratteristica del futuro. Ed è molto interessante in un tempo come il nostro, dove noi abbiamo la paura di perdere il futuro, cioè che non ci sia futuro e quindi che non ci sia speranza. Da alcuni decenni si dice che il futuro non appare più come una promessa, ma come una minaccia, e questa cosa è particolarmente attuale in questo nostro tempo, no? Allora sentite come Gesù parla dello Spirito: quando verrà il Paraclito che vi manderò dal Padre, egli darà testimonianza di me, e anche voi date testimonianza di me perché siete con me fin dal principio. Qui il verbo in riferimento a noi è al presente, ma lo Spirito è sempre associato al futuro. Sentite, quando verrà lui, lo Spirito della verità, vi guiderà a tutta la verità, perché non parlerà da se stesso, ma dirà tutto ciò che avrà udito e vi annuncerà le cose future. Egli mi glorificherà perché prenderà da quel che è mio e ve lo annuncerà. Lo Spirito è associato al futuro. Perché ci fa paura il futuro oggi? Forse perché manca lo Spirito del Signore Gesù, ed è per questo che abbiamo paura? Perché lo Spirito del Signore Gesù è lo Spirito della Pentecoste, è lo Spirito della comunione, è lo Spirito della comunicazione, imparare lingue nuove. Oggi la diplomazia sembra completamente in crisi. La politica non è più capace di diventare il luogo della parola, del parlarsi, del cercare strade alternative alla violenza. Lo Spirito del Signore Gesù è la forza alternativa alla violenza. Lo Spirito Santo è una potenza, è sempre descritto in termini di potenza, dynamis in greco, ma è la dynamis di Cristo, che è una dynamis terapeutica. Gesù utilizza la potenza non per ferire, ma per curare, per guarire i malati. Ed è esattamente questo che ci manca, no? Se ci pensiamo, ed è per questo che il futuro ci spaventa. Perché non siamo capaci di
vivere in questo preciso istante la vita secondo lo Spirito. Questo vale a livello di geopolitica, quindi a livello macro, ma vale anche nelle nostre esistenze. Vivere la vita secondo lo Spirito significa che io non vivo la vita secondo la carne, che significa egoismo, chiusura, affermazione di me stesso a scapito degli altri. La vita secondo lo Spirito è vita di relazione. E allora pensare che lo Spirito qui venga associato al futuro è interessantissimo, perché Gesù ci sta dicendo, anche se in questo vostro tempo o in questo nostro tempo, perché Gesù è presente anche adesso, il futuro sembra una minaccia, il futuro non sembra garantito, voi comunque avete lo Spirito e quindi avete il futuro, voi avete la possibilità che in questo momento la vostra vita sia vita secondo lo Spirito. E cosa vuol dire vita secondo lo Spirito? Attenzione, salgo qui alla seconda lettura perché voglio leggervela, soltanto questa parte qui. San Paolo nella lettera ai Galati parla delle opere della carne, che sono cose che creano sofferenza, egoismo, idolatria, dissolutezza, impurità, inimicizie, discordia, gelosia, dissensi, divisioni, fazioni, ma c'è il frutto dello Spirito, che invece è amore, gioia, pace, benevolenza, bontà, fedeltà, mitezza, dominio di sé. Buona vita secondo lo Spirito, buona Pentecoste.